Iniziativa di sensibilizzazione al Comune di Agrigento sui parcheggi. Zio Orchi di Naro si scusano, al rinvio 8 della casa di cura di Licata coinvolta nell'inchiesta Catene Spezzate. Iniziativa per gli operatori turistici di Agrigento dedicata al centro storico. L'aeroporto di Trapani presenta i voli per l'estate 2021. Riparte Taormina a Porto Empedocle sui social con visioni sonore di Light Blue. Mentre Palermo accelera con il primo hub aperto H24, il commissario dell'ASP di Agrigento spiega che la campagna vaccinale rallenta perché mancano le dosi. Rino Lamendola, già vicepresidente nazionale e capo del Genio Civile di Agrigento, torna a guidare l'ordine provinciale. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Ad Agrigento si presenta la campagna Vuoi il mio parcheggio? Prendi il mio handicap, un'iniziativa di sensibilizzazione contro l'occupazione abusiva degli stalli riservati ai disabili. Il nostro direttore Arturo Cantella. Vuoi il mio parcheggio? Prendi il mio handicap. Questa è la campagna di sensibilizzazione contro l'occupazione abusiva degli stalli riservati ai portatori di handicap, promossa dall'assessorato per l'abbattimento delle barriere architettoniche del Comune di Agrigento. Alla conferenza stampa presentata dall'assessore Gianni Tuttolomondo hanno partecipato presidenti delle associazioni, imprenditori che hanno donato parte della cartellonistica di sensibilizzazione. Presenti anche Silvio Schembri delle Iene e l'attore Luigi Corbino, che hanno sposato l'iniziativa e la promozione della campagna stessa. Qua sicuramente il video diciamo che è stato abbastanza bene, addirittura è arrivato Caviterbo, siamo stati contattati dall'associazione che si occupa appunto di disabilità, che ci ha lodato solo per il tema che abbiamo trattato, ma anche il modo in cui l'abbiamo trattato. Quindi la serietà in cui l'abbiamo fatto, qualche quel pizzico di ironia in più, grazie al lavoro di Luigi Corbino, che ha modulato bene l'idea per colpire bene il segno che appunto la cittadinanza, comunque il messaggio che volevamo veicolare con questo spot. Quindi possiamo dire che la risposta è stata molto positiva, stiamo continuando a lavorare, abbiamo molti progetti in cantiere di cui parleremo nei prossimi giorni, con delle iniziative molto importanti che sono sicuro che andranno a cadere ancora di più il vento del cambiamento che insieme alla nostra amministrazione stiamo portando avanti su questo tema. C'è un appello a cercare sponsor che gratuitamente possono darvi una mano? Qua sicuramente questo che oggi è una cosa molto importante. Io ringrazio con le associazioni e i privati che hanno donato questa tabellonistica al Comune di Agrigento, che in questo momento soffre anche finanziariamente, quindi non abbiamo potuto spendere quello che volevamo spendere. Quindi il nostro messaggio alle associazioni, ai privati, alle aziende appunto, di donare questi cartelli per dare un segnale di vicinanza non solo all'amministrazione ma anche alle famiglie di disabili, comunque al tema della disabilità. Ma perché? Perché sono stato chiamato dall'assessore Tuttolomondo, immediatamente ha sposato l'iniziativa, anche se all'inizio mi faceva un po' strano, perché mi chiedevo qual è il popolo che ha bisogno di avere scritto un cartello così grande: se vuoi il mio parcheggio prendi il mio handicap, e non capisce che quello è un posto riservato ai disabili. È una questione evidentemente di rispetto delle regole, non siamo tanto bravi a rispettare le regole, perché non c'è bisogno di avere del pietismo e dire poverino lascio il posto libero perché quella persona è in carrozzina. È una questione di rispetto delle regole. Poi il problema è che oltre a dire prendi il mio handicap, io farei una cosa: il primo che parcheggia in un posto per disabili non è a diritto, gli darei anche o un pass per disabili, perché evidentemente non capisce la norma, qualche problema, o se no un premio testa di minchia, e si risolve tutto. Il minimo che si può fare per dare un segnale forte alla cittadinanza è questo: dare il proprio contributo per quello che si sa fare. Bisogna insistere sempre per raggiungere un obiettivo. Come ho raccontato già a qualcun altro, faccio un piccolo ponte con un aneddoto. Mio fratello tornava dalle isole
credo fossero Morizie, però non vorrei sbagliarmi. Tornava da lì e mi diceva che quanto hanno speso per una campagna di sensibilizzazione, per esempio lì per la pulizia, per coinvolgere la cittadinanza a pulire sempre di più. Dopo un anno di bombardamenti di messaggi sia in televisione, sia per strada, sia alla fermata dell'autobus, ovunque, la gente ha capito. Dopo un anno chiunque, addirittura se vedevano le cose a terra, le prendevano per porle nei cestini. Quindi bisogna insistere sempre. Hanno di fatto ammesso le responsabilità, cercando di fornire anche alcune giustificazioni e chiesto perdono per quanto avvenuto nel 2019, quando i carabinieri della stazione di Naro scoprirono che all'interno dell'abitazione tenevano il nipote 33enne disabile psichico legato con una catena ad un letto. I due imputati, Angelo Vinci e Andrei Navella, sono comparsi davanti al GUP del Tribunale di Agrigento Micaela Raimondo. Il processo a loro carico è per sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e un'ultima contestazione aggiuntasi in seguito, peculato. Hanno chiesto perdono ammettendo i fatti, ma affermando che la situazione era diventata insopportabile e che il nipote, a causa dell'aggravarsi della sua condizione, era diventato ingestibile. La scoperta venne fatta nel 2019 quando, a seguito di una lettera anonima, i carabinieri eseguirono il blitz in una casa a Naro, trovando il 33enne legato con una catena. In un secondo momento ai due zii venne anche contestata l'accusa di peculato per aver sottratto 65.000 euro al nipote e trasferiti sui loro conti personali. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Gloria Andreoli. Disabili psichici tenuti in stanze sporche, isolati dal resto del mondo, senza alcuna possibilità di contattare i familiari e costretti al digiuno. Uno di loro sarebbe stato persino legato al letto con una catena per evitare che potesse allontanarsi. Infatti la difesa vuole dimostrare che si è trattato di una tecnica di contenimento per evitare che potesse compiere dei gesti di autolesionismo. La questione sarà adesso approfondita nel corso di un dibattimento. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha deciso il rinvio a giudizio degli 8 imputati dell'inchiesta Catene Spezzate, che nel 2015 fece scattare alcune misure cautelari. A processo, prima udienza fissata l'8 settembre davanti al giudice Giuseppe Miceli, finiscono alcuni responsabili e operatori di quella che fu ribattezzata come la Comunità degli Orrori, ovvero la Suami Ollus di Licata. Le accuse contestate sono di maltrattamenti e sequestro di persone. Agrigento ed il suo centro storico si presentano agli operatori turistici. Ideatore dell'iniziativa, l'assessore comunale Francesco Picarella. Vediamo. Agrigento e il suo centro storico si presenteranno agli operatori turistici attraverso un Educational Tour e un workshop per gli operatori turistici con l'obiettivo di allungare la stagione turistica e conquistare nuovi mercati. Il Walking Tour Educational è in programma il 28 e il 29 maggio prossimo e vuole essere una vetrina aperta per la scoperta e la valorizzazione del centro storico di Agrigento e di come si presti a itinerari non solo culturali. L'iniziativa, portata avanti dall'assessore al turismo del comune di Agrigento, Franco Picarella. Allora, 28 e 29 un Walking Educational Tour insieme a 15 operatori specializzati in incoming di turismo straniero. Li porteremo in giro nel centro storico perché vogliamo sviluppare la destinazione appunto del centro storico. Lo faremo insieme al Consorzio Turistico Valle dei Templi, a Fiavet e all'Arcidiocesi. Di fatto ci sarà appunto far conoscere a questi operatori, farli rimanere ad Agrigento, far conoscere le nostre particolarità, le particolarità del centro storico, e poi il giorno 29 a Palazzo dei Filippini l'appuntamento con la conoscenza di tutti i soggetti che offrono servizi turistici nella città di Agrigento. Quindi invito tutti i seller che naturalmente sono interessati ad incontrare questi operatori di iscriversi nel form e quindi di vederci e quindi cominciare ad attivare quelle che sono delle promozioni specifiche per la città di Agrigento. Quindi un momento importante per chi vuole partecipare, cosa deve fare? Per partecipare deve iscriversi il form che abbiamo inviato a tutte le strutture turistico-ricettive, ai ristoratori, agli agenti di viaggio, alle guide turistiche. Basta iscriversi e quindi si creerà l'appuntamento con i soggetti e quindi con tour operator che i nostri operatori a cui sono interessati.
Assessore, il post-Covid com'è? Stanno già arrivando segnali positivi o no? Almeno dalla sua cabina di regia cosa ci può anticipare? Ma comincia sicuramente un interessamento alla destinazione Agrigento, naturalmente siamo ancora in una fase embrionale perché comunque gli spostamenti sono ancora molto complicati, però c'è un piccolo interessamento appunto da parte dei turisti nello sceglierci da un punto di vista appunto per la loro vacanza, quindi siamo abbastanza fiduciosi. Al via oggi il progetto socio-culturale patrocinato dal Comune di Porto Empedocle Visione Sonore. Ha l'obiettivo di promuovere il territorio di Porto Empedocle e dintorni attraverso la musica. Un episodio a settimana trasmesso in diretta dai canali social di Light Blue Festival. Il progetto racconterà i luoghi simbolo della città di Andrea Camilleri. Lo farà attraverso le performance musicali dei migliori DJ set siciliani. Ogni venerdì in diretta alle 14 sulle pagine Facebook, Instagram e YouTube dell'associazione Light Blue Festival, che ha ideato l'iniziativa in tandem con l'associazione culturale Mariterra. Il primo episodio della serie vede protagonista il DJ set e artista empedoclino Charlie Iapicone. Si esibisce in un luogo simbolo del paese, la stazione storica di Porto Empedocle, cosiddetta Ferrovia dei Templi, raccontata come luogo simbolo dello scrittore empedoclino Andrea Camilleri. All'aeroporto di Trapani Birgi, workshop in presenza con gli operatori turistici e le compagnie aeree per la presentazione dei nuovi collegamenti nazionali ed internazionali dell'estate 2021. C'è il servizio. Momento importante perché è il momento in cui l'aeroporto nodo centrale mette assieme il mondo degli operatori con le compagnie aeree. È un momento per me non dico emozionante, ma certamente impegnativo, perché dopo tanto tempo 7 compagnie scommettono ancora su Trapani Birgi. A questo punto bisogna capire se il territorio scommette su Trapani e su quello che possiamo dare. È il momento in cui bisogna fare sistema, sinergia e che il territorio sappia che tipo di offerta turistica vuole dare. È il momento in cui dobbiamo decidere come affrontare la ripresa, perché una ripresa ci sarà. La Sicilia è una tra le 10 mete più ambite e più riconosciute al mondo. Passeremo dai 18 milioni, diciamo 2019, di turisti a oltre 30 milioni di passeggeri sulla nostra Sicilia. Bisogna saperli accogliere e bisogna sapere soprattutto da cosa offrire, bisogna saper dire cosa possiamo offrire al turista. Fare turismo non è improvvisazione, è programmazione. Per avere un risultato riconosciuto nel tempo ci vogliono 5, 10, 15 anni. Se non facciamo questo e non sappiamo cogliere questa grandissima opportunità che il post-Covid darà, avremmo veramente perso la sfida delle sfide. È stato un vero piacere accogliere l'invito dell'Ergest a poter ospitare questa prima preview di Travel Expo, la borsa globale dei turismi che quest'anno alla 23esima edizione si effettuerà dal 25, 26 e 27 settembre. È un momento di rispetto di un'antica tradizione, quella di Travel Expo, di essere sempre vicino agli operatori turistici, sia del pubblico che del privato, principalmente per sviluppare azioni sinergiche e di supporto alla commercializzazione. L'averlo fatto all'aeroporto di Trapani Birgi, che costituisce sicuramente una delle novità di questo nel nostro panorama delle società aeroportuali, con i suoi 35 voli e si prepara alla ripartenza con una compagine di compagnie aeree e di vettori aerei di nuova costituzione. Quindi un bel momento e un bel auspicio che speriamo possa portare bene a tutto il settore e a tutta la filiera turistica. Ovviamente l'appuntamento per tutti gli operatori è a Travel Expo dal 25, 26 e 27 settembre, che sarà tra l'altro la giornata mondiale del turismo. Tutti insieme per prepararci ad affrontare la più lunga stagione turistica del secolo, quella che appunto inizierà a settembre 2021 e che nella prima battuta si concluderà a dicembre 2022. Anche Taormina pronta al rilancio turistico con l'inaugurazione dell'hub vaccinale. I turisti avranno la possibilità di fare le seconde dosi all'interno dell'hub di Taormina. Vediamo.
Capacità di almeno 600 somministrazioni al giorno, con la possibilità di raggiungere quota 1000 quando sarà a pieno regime, e un impiego di personale di 60 unità tra medici, infermieri, farmacisti, amministrativi, volontari e altre figure distribuiti in 16 box vaccinali. Sono i numeri dell'hub inaugurato stamane nel pian terreno del parcheggio Lumbi all'ingresso di Taormina, che servirà tutto l'Interland, in particolare i comuni di Santa Teresa, Roccalumera, Letojanni, Giardini Naxos e gli altri limitrofi facenti capo al distretto taorminese. Il centro partirà subito per accelerare al massimo l'adesione alla campagna vaccinale anti-Covid da parte della cittadinanza, nel rispetto delle categorie previste dal Ministero della Salute e della Regione Siciliana. Siamo pronti, ha detto il sindaco di Taormina, al grande rilancio della Perla dello Ionio in vista della stagione estiva. Il primo cittadino ha lanciato anche la proposta di poter effettuare, nell'ambito di un accordo nazionale ed europeo, presso l'hub le secondi dosi anche per turisti che visiteranno il comprensorio. La struttura è sufficientemente ampia e attrezzata per dare risposta ad un territorio molto più ampio, quindi diciamo Taormina come rappresentativa di un intero comprensorio che va da tutti i comuni della Riviera Ionica a tutti i comuni della Valle dell'Alcantara. Sui numeri tutto dipenderà dalla possibilità di mettere in funzione le 16 postazioni. Non credo che siano operative già da questo momento, ma nei prossimi giorni sicuramente lo saranno. Se c'è un'organizzazione efficiente probabilmente si andrà anche oltre le 600 vaccinazioni al giorno, quindi insomma parliamo di numeri importanti. Io lancio un messaggio che secondo me ci sono state troppe influenze da parte dei media sull'indirizzare i pazienti verso uno o l'altro vaccino. Per me i vaccini sono tutti validi, funzionano tutti bene e ci potrebbero essere, come ci sono state, delle reazioni, ma ci sono state delle reazioni sia a Pfizer quanto ad AstraZeneca piuttosto che a Johnson. Quindi assolutamente l'importante in questo momento è vaccinarsi. È un momento importante per la città di Taormina, ma è un momento importante per tutto il comprensorio, è un momento importante per la regione Sicilia. Abbiamo cercato di adempiere ai compiti che ci sono stati dati dalla Presidenza della Regione, cioè dire quello di aumentare il più possibile il numero delle postazioni dei centri vaccinali sul territorio per aumentare la potenzialità della Regione Sicilia. Questo è un centro molto importante che abbraccia un grande comprensorio e crediamo che sia particolarmente utile riuscire a utilizzarlo nel miglior modo possibile. Palermo apripista in Italia, si vaccina H24, dosi al chiaro di luna in 600 per la prima notte dei vaccini in fiera. A mezzanotte in punto il padiglione 20A ha aperto le porte ai cittadini prenotati tra i 16 e i 59 anni con patologie non gravi e tra i 40 e i 59 anni senza patologie. Vediamo. Vaccino all'1:30 di notte, perché soprattutto ha deciso di vaccinarsi di notte? Fare il vaccino perché è giusto fare il vaccino, ci tuteliamo e per rispetto anche degli altri, ci tocca, lo dobbiamo fare. All'1:30 di notte? Sì. Cosa pensa di questa iniziativa dell'hub 24 ore su 24? È buona, si accelerano i tempi, è una cosa positiva, bravo. Una cosa positiva perché ovviamente permette magari a chi lavora di venire. Di venire anche in questi orari così particolari. Siamo sotto il sole. Lei si è vaccinato? Sì, tutti e due vaccini fatti col Pfizer. Glielo so dire, però ci stiamo provando, magari per evitare altre situazioni critiche, magari e gravi. A che ora è fissato il suo vaccino? Allora, il mio è fissato alle 2, però ho provato di venire prima, con la fortuna di entrare. Come mai hai deciso di venire a vaccinarsi di notte, con questa apertura nuova all'hub? Che di notte penso che ci siano meno persone di giorno, perché qui le code arrivano fino a lunga strada, perciò abbiamo provato di notte. È un'iniziativa comunque importante, quella di appunto un hub 24 ore su 24. Sì, infatti è per tutti. Completamente. Per fare sempre qualche passeggiata, per fare, mangiare un gelato oppure in pizzeria, ora invece non si può uscire più. E si esce per il vaccino? Si esce per il vaccino perché da tanto tempo siamo usciti da una settimana e mezza per il vaccino, non per altro. Farete il vaccino questa notte, signore? No,
Lei? Io sì, perché c'è una patologia, la devo fare. A che ora ha prenotato il vaccino? Alle 12:30 ho prenotato. Alle ore 00. A mezzanotte? Mezzanotte. Speriamo di... Sì, ci dobbiamo sbrigare, ci dobbiamo vaccinare, così ci leviamo da questo incubo che dura da 1 anno e mezzo. Come mai hai deciso di vaccinarti la notte? Ci doveva essere meno confusione, ma vedo che i miei concittadini qua hanno pure fretta di vaccinarsi, mi fa piacere. Parlavamo di questo, dico, uscivamo per andare a divertirci, ora ci andiamo a vaccinare, per ritornare a divertirci. Assolutamente siamo emozionati perché è un momento storico, di fatto siamo i primi in Italia, insomma, ad aprire l'hub vaccinale notturno. Speriamo che quanta più persone possano accorrere e vaccinarsi in modo tale da migliorare le condizioni, insomma, del paese in generale. Sì, siamo emozionati. C'è parecchia gente in coda che attende speranzosa ovviamente il vaccino. È bello sapere che c'è chi viene di notte pur di immunizzarsi. Sì, assolutamente, tantissimi sono accorsi e in tantissimi ci hanno anche chiesto informazioni a riguardo, quindi noi siamo super disponibili e siamo qui per loro. Assolutamente sì, l'abbiamo prima immaginato, poi sognato, poi piano piano pensato nella realizzazione più concreta, oggi lo apriamo, è una cosa bellissima. Abbiamo appena finito le vaccinazioni al Padiglione 20 dove abbiamo inoculato quasi le nostre solite 4.000 somministrazioni e adesso la gente in fila che sale per i viali della fiera. La prenotazione parla di circa 700 persone già prenotate per tutte le fasce orarie da adesso fino alle 8. La cosa più bella è l'entusiasmo dei colleghi, l'entusiasmo degli amministrativi, dei medici, degli infermieri, degli OS, di tutti quelli che si sentono parte di questo progetto, che è un progetto bellissimo, che non riguarda soltanto l'hub notturno, ma è il progetto di chi ha immaginato che la medicina di prossimità si possa fare in questo modo, si possa fare a Palermo, si possa fare con questo entusiasmo attraverso questi ragazzi che sono splendidi e meravigliosi. Perché il vaccino di notte, commissario? Perché io credo che la possibilità di vaccinarsi debba essere data a tutti e debba essere portata più vicina alle persone. C'è chi lo fa per scelta, c'è chi fa perché magari di giorno non lo può fare perché lavora, chi preferisce farlo approfittando del fatto che probabilmente non c'è una lunga attesa, anche se devo dire che ormai neanche di giorno c'è una lunga attesa. Perché abbiamo ottimizzato i tempi, noi in 45 minuti facciamo un vaccino da quando si entra a quando si esce già vaccinati e comunque noi volevamo dare la dimostrazione che questo è un momento emergenziale e che in un momento emergenziale non ci si ferma mai, che nessuno si può permettere riposo. È un messaggio che vogliamo trasmettere alla gente, la gente lo capisce, che è la cosa più bella, la gente risponde e quindi noi lo stiamo facendo per tutti. Emergenza Covid in provincia di Agrigento, il piano con il commissario dell'ASP Mario Zappia, vediamo. Appuntamento settimanale con la situazione pandemica nella nostra provincia. Vi avevo già detto settimana scorsa che questa sarebbe stata una settimana un po' diversa perché ci soffermeremo di meno sull'andamento dei positivi e della situazione dei posti letto, che comunque vi dirò velocissimamente, per invece spendere un po' più di tempo nelle somministrazioni vaccinali che adesso ci prendono completamente dal punto di vista dell'impegno sanitario. E allora il numero di positivi, l'oramai famoso pachiderma, continua a scendere, non ha una discesa decisa, però dai 1000 della settimana scorsa siamo scesi al di sotto degli 800, quindi continuiamo a scendere. Questo significa che i guariti rispetto ai nuovi positivi hanno la prevalenza. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, vi confermo che l'ospedale di Sciacca adesso è Covid free, perché abbiamo l'ospedale di Ribera che ha la sua destinazione naturale per la quale sono stati spesi un bel po' di soldi, e abbiamo in questo momento 8 posti letto occupati in medicina, quindi continua a mantenersi un po' i livelli di settimana scorsa, più 2 in rianimazione, sempre a Ribera, e 5 in subintensiva. Quindi l'ospedale di Ribera sta lavorando con una quindicina di pazienti ricoverati. Capite che non sono numeri alti, però sono persone che ancora permangono nelle nostre strutture per essere curate. Sciacca abbiamo detto vuoto per quanto riguarda i Covid, mentre invece Agrigento ha 25 pazienti in medicina rispetto ai 32 di settimana scorsa,
quindi anche qua lentamente si sta svuotando, ma non abbiamo nessuno in rianimazione e quindi è la seconda settimana che vediamo un numero 0 e questo ci rallegra. Concentriamoci un attimo su quelle che sono le vaccinazioni. Abbiamo proceduto in maniera anche abbastanza importante perché la settimana scorsa a oggi abbiamo avuto dei picchi vaccinali importanti, cioè siamo riusciti a vaccinare anche 5.000 persone in un giorno. Nella giornata del 13 e del 14 siamo arrivati alle 5.000 vaccinazioni giornaliere nella nostra provincia. Se ricordate nell'attribuzione del target dello standard vaccinale che noi dovevamo raggiungere, avevamo 4.400 vaccinazioni al giorno e quindi siamo coscienti che è un obiettivo che si può raggiungere. C'è un però perché purtroppo il numero di vaccini ancora oggi non è sufficiente. Infatti nelle giornate successive del 15, 16, 17, 18 e 19 non abbiamo più mantenuto le 5.000 vaccinazioni al giorno, ma siamo tornati ai livelli di 2.000-2.500 vaccinazioni al giorno, ma questo è dovuto al fatto che il numero di vaccini non è sufficiente. La nostra ASP cosa sta facendo sostanzialmente? Sta garantendo ovviamente i prenotati. I prenotati ogni volta noi garantiamo e facciamo una programmazione fino alla prossima fornitura. La prossima fornitura dovrebbe essere il 26 maggio, quindi settimana prossima, e fino a quella data noi abbiamo in previsione prenotazioni per prima e seconda dose per 15.000 persone da vaccinare, accorgendo che con la vaccinazione iniziamo a respirare, abbiamo il coprifuoco alle 23, i ristoranti aperti all'aperto, quindi abbiamo riassaporato un po' il gusto della vita normale. Ci arriveremo ovviamente in maniera più decisa nel momento in cui avremo i vaccini. E in questo momento noi, come nota nuova, ma ve l'avevamo anticipato la settimana scorsa, abbiamo aperto l'hub di Sciacca. L'hub di Sciacca ce l'abbiamo aperto, ma abbiamo sempre la carenza di vaccini, per cui lavorerà nei primi giorni non a regime così come è stato programmato, ma lavorerà con le dosi che noi abbiamo a disposizione, però è un'altra struttura disponibile ed è un'altra struttura nella quale si potrà essere vaccinati in sicurezza, ovviamente, perché all'interno ci sono i medici, c'è anche un rianimatore anestesista, ci sono gli infermieri, c'è tutto lo standard che voi conoscete nel lab del Palacongressi. È un po' più piccolino ma ha una location veramente bella, i lavori della protezione civile sono stati realizzati in maniera egregia, oltre che molto in poco tempo. Noi potenzieremo, una volta che arriveranno i vaccini, potenzieremo quest'hub di Sciacca e poi il mese di giugno avrete sentito dalla stampa nazionale che arriveranno 30 milioni di dosi in Italia, in Sicilia vi posso azzardare una previsione, ne arriveranno 3 milioni di dosi, quindi appena avremo questa disponibilità ovviamente si programmeranno tutti i nostri hub vaccinali per lavorare al massimo e si potrà finalmente rispondere a quei sindaci che hanno già manifestato la disponibilità per locali e personale per creare degli hub nei vari distretti nostri. In questo fine settimana avremo anche la possibilità di vaccinare gli accompagnatori anche non parenti, non congiunti, degli ultraottantenni che verranno vaccinati, però questi potranno essere vaccinati solamente con i vaccini AstraZeneca o Johnson che hanno la stessa tipologia farmacologica. Nuovo consiglio dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, Rino Lamendola, già vicepresidente nazionale dell'Ordine e capo del Genio Civile di Agrigento, ritorna a guidare l'Ordine provinciale. Arturo Cantella. È l'architetto Rino Lamendola il nuovo presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento, elezione avvenuta ieri presso il Dioscuri by Palace. Ha visto eleggere anche il nuovo consiglio dell'Ordine che sarà in carica per i prossimi 4 anni. Il vicepresidente è stato eletto l'architetto Michele Ferrara. L'intero consiglio è composto da Giuseppe Antona, vicepresidente aggiunto, Giuseppe Mazzotta, segretario, Salvatore Porretta, tesoriere, e dai consiglieri Roberto Campagna, Giacomo Cascio, Mara Collura, Carmelina Drago, Pietro Fraccabrino, Angela Muratore, Isabella Puzzangaro, Patrizia Russotto, Giuseppe Vita, Raimondo Zambuto.
Il neopresidente L'Amendola succede all'architetto Alfonso Cimino. Vorrei dire che torno in provincia dopo un'esperienza lunga 10 anni, un'esperienza proficua, entusiasmante per certi aspetti, grazie alla quale sono riuscito a raggiungere degli obiettivi importanti per rilanciare la centralità del progetto di architettura nei processi di trasformazione del territorio e per promuovere, per aprire il mercato dei lavori pubblici ai giovani e soprattutto ai professionisti talentuosi. Spero di sfruttare questa esperienza che ho maturato in seno a consessi abbastanza impegnativi come il Consiglio Nazionale degli Architetti, ma soprattutto come il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per poter superare sul territorio le criticità che continuano ad affliggere la professione dell'architetto e per coinvolgere soprattutto le istituzioni competenti in nuove politiche di rigenerazione urbana, politiche di riqualificazione dei centri storici, di riqualificazione dei nostri beni culturali, ma al tempo stesso di politiche per costruire nuove opere pubbliche che ci possano consentire di superare quel gap infrastrutturale che negli ultimi decenni ha progressivamente isolato la nostra terra. Tutto questo lo farò proseguendo un percorso già brillantemente avviato dal Consiglio uscente e dal Presidente Alfonso Cimino, che devo ringraziare perché ci consegna un Consiglio dell'Ordine in piena efficienza, con il bilancio già approvato e con una serie di attività avviate che noi proseguiremo per raggiungere obiettivi che, devo dire, sono comuni sempre per la nostra categoria e non solo per la categoria, ma più in generale per la società civile agrigentina. 4 anni intensi di presidenza, un consuntivo sulla sua attività. Innanzitutto devo dire grazie agli architetti agrigentini e al Consiglio dell'Ordine Uscente che mi ha dato l'onore di rappresentarli. Sono stati anni importanti dove abbiamo lavorato con grande passione e senso del dovere e di responsabilità per 2 aspetti fondamentali. Uno, valorizzare la figura dell'architetto, secondo, valorizzare il nostro territorio. Una provincia fra le più belle forse del mondo, ma sicuramente fra le più belle d'Italia, dove è ricca di un patrimonio storico, architettonico e ambientale che non ha uguali, che è la vera porta del Mediterraneo, ma che stenta a portare a ripartire. Su questo sono convinto che con la grande attenzione che noi abbiamo avuto dalla stampa, dalle istituzioni, qui ringrazio tutti quanti, dalla Curia Arcivescovile di Agrigento, abbiamo lavorato e questo nostro lavoro è stato ripagato dal grande affetto che non solo gli architetti ci hanno dimostrato in questi anni, fino all'ultimo, ma anche da tantissima gente. Oggi noi lasciamo, ma con una continuità, perché noi abbiamo fatto squadra fin da subito, possiamo definire che il mondo degli architetti è una grande famiglia, compatta e unita, e il nuovo Consiglio, fatto da altrettanti validi professionisti che saranno magistralmente guidati dal nuovo Presidente, il mio amico Rino L'Amendola, nel proseguire questo lavoro sono certo che raggiungeranno tantissimi altri obiettivi, perché il nostro è un lavoro che riguarda la gente, che riguarda il territorio e su questo noi siamo convinti che lavoreremo. Legge ecobonus sfruttata dai condomini per l'efficientamento energetico. Il nostro direttore Arturo Cantella ha realizzato un approfondimento speciale sul tema, in onda stasera alle 21, domani sabato alle 16, domenica mattina alle 10:30. Ve ne mostriamo uno stralcio. Uno speciale sulla legge Ecobonus 110% è stato realizzato dalla nostra emittente, una trasmissione di servizio che fa chiarezza sulle tante problematiche della stessa e che in tanti condomini stanno sfruttando al fine di realizzare l'efficientamento energetico condominiale, con 2 esperti del settore, l'architetto Giuseppe Grimaldi e il presidente dell'ANAC, amministratore condominiale Salvatore Cultrera.
ma in realtà già da 3-4 anni esiste, prima si chiamava ecobonus, super bonus perché prevede fino al 110%, quindi diciamo che ciò che bisogna fare è affidarsi a professionisti e a un amministratore che abbia, come dire, le capacità e le conoscenze perché si possa raggiungere questo obiettivo. Abbiamo tranquillamente portato a termine, finendo il primo cantiere che condominio che notevolmente, non soltanto da un punto di vista energetico è stravolto, ma anche da un punto di vista, come dire, estetico, è un condominio notevolmente bello, che ha una sua che fa piacere, come dire, vedere. Immaginiamo se tutta la città facesse questo grande sforzo, tant'è vero che io ho cercato anche di coinvolgere l'amministrazione chiedendo che venisse istituito proprio un ufficio apposito per agevolare i tecnici nella ricerca dei documenti ristrutturare i nostri immobili, ma ciò che secondo me è ancora più importante è la possibilità di azzerare le nostre utenze. Io voglio fare un ultimo inciso, perché dico l'operazione è gratuita. Perché si chiama 110%? La premessa è che in un momento in cui eravamo in lockdown, venivamo da anni di crisi dell'economia, soprattutto legata al settore dell'edilizia, si è pensato a questo incentivo, si è aumentato questo incentivo perché esisteva un incentivo che si chiamava ecobonus al 70-75%, si è pensato di aumentarlo per due aspetti. Uno, in quanto l'Italia è comunque si è obbligata con i paesi della Comunità Europea ad abbassare l'immissione in atmosfera di sostanze climalteranti e quindi doveva fare degli interventi di contenimento dei consumi a livello energetico. Dall'altro lato, per rilanciare il settore dell'edilizia. E lo ha reso vantaggioso non portandolo al 100%, cioè significa gratis, ma portandolo al 110%, ovvero non solo fa i lavori gratis, ma chi li fa guadagna in più anche un 10% di bonus. Il problema semmai è un altro, che noi purtroppo non riusciremo a fare tutti gli interventi che oggi la gente chiede, non solo a me ma a tutti i tecnici che stanno lavorando. E perché ci sono, non dal punto di vista della tecnica, il problema dei tempi, perché la proroga è diciamo, se non viene fatta una proroga in un arco temporale abbastanza medio-lungo, è difficile andare a intervenire su tutte, perché adesso quindi ci sono c'è tantissime un tempo in cui preciso il lavoro va iniziato e va finito. Ad oggi, se non ci sono altre modifiche, entro il 30 giugno 2022 dobbiamo finire almeno il 60% dei lavori. Quindi potremmo fare davvero ben poco se non ci fosse se non intervenisse nel frattempo una buona proroga, però è già qualcosa. Chi è arrivato prima ovviamente sta usufruendo di questi benefici, nel frattempo c'è stato anche poco tempo per i tecnici per studiare la materia, per cui speriamo che anche questa nostra incontro di oggi possa incentivare anche chi è ancora restio, insomma, a conferire gli incarichi tecnici ai tecnici che, devo dire che anche soprattutto in provincia di Agrigento hanno studiato molto, si sono preparati per affrontare la materia. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Servizi e disservizi al quartiere Fontanelle di Agrigento invaso dagli autobus. Eugenio Cairone. Gli escrementi sul suolo pubblico rappresentano da sempre un problema, con un forte disagio per i cittadini dovuto alla maleducazione dei proprietari dei cani. Un problema, possiamo dire, esistito da sempre, con la mancanza di interventi per fermare l'incivile comportamento dei proprietari degli animali. Da qualche giorno il Comune di Agrigento finalmente, è il caso di dire, ha fatto collocare a Fontanelle dei contenitori per la raccolta e lo smaltimento degli escrementi. Ma quello che succede sotto gli occhi di tutti è davvero incredibile. La piazzetta a 2 passi dalle scuole, dove sorgerà a breve il parco giochi L'Isola dell'Allegria,
è diventata area di sosta per gli autobus extraurbani che ormai invadono gran parte del territorio comunale senza alcun criterio. Ma quello che non si riesce a sopportare, dicono gli abitanti di Fontanelle, è che gli autisti dei pullman, nel nostro caso, non si curano della presenza del contenitore collocato sul marciapiede, nascondendone la vista e interrompendo di fatto l'importante servizio. Sempre dai cittadini apprendiamo che il problema sarebbe stato segnalato più volte ai competenti organi comunali, ma fino a questa mattina gli autobus sono rimasti al solito posto, indisturbati. A questo punto è auspicabile che la polizia locale metta fine alla violazione commessa dagli autisti dei mezzi in pieno centro abitato. I carabinieri della stazione di Raffadali, insieme ai militari della compagnia di Agrigento guidati dal capitano Marco La Rovere, hanno arrestato un 25enne gambiano ospite di una struttura di accoglienza poiché sorpreso in possesso di 20 grammi di cocaina e 2 di marijuana di ritorno con il treno da Palermo. L'arresto è avvenuto in flagranza alla stazione centrale di Agrigento. Il 25enne si trova adesso agli arresti domiciliari nella struttura di accoglienza dove risiede in attesa dell'udienza di convalida del provvedimento. Notte di fuoco a Canicattì, in via Sant'Angela Merice. A bruciare sono state un Audi Q3 di proprietà di un 49enne e un furgone Fiat Doblò di un 43enne, entrambi del posto. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di Canicattì guidati dal dirigente Francesco San Martino. Il fatto si è verificato intorno alle 2 di notte. Indagini in corso per accertare la natura dell'incendio e nessuna ipotesi è al momento esclusa. Torna la stagione degli incendi. A preoccupare un grosso incendio a Siculiana dove ad andare in fiamme sono stati 1 ettaro di bosco demaniale e ben 10 ettari di macchia mediterranea. Le fiamme altissime hanno anche lambito le abitazioni e residenti in via precauzionale sono stati allontanati dai carabinieri della locale stazione. Sono intervenuti insieme alle squadre della forestale e i vigili del fuoco hanno circoscritto l'incendio. Molto probabilmente si tratta di un incendio voluto dalla mano dell'uomo e i carabinieri adesso si stanno occupando delle indagini per risalire al piromane o ai piromani. Volley femminile, playoff di promozione in A2, la SEAP Dallicardillo Aragona prepara gara 2. Vediamo. Sì, l'obiettivo è passare il turno e per passare il turno bisogna giocare bene contro una squadra che ha dimostrato nel suo palazzetto di essere molto forte, molto competitiva, molto grintosa e bisogna non sbagliare approccio mentale, quindi il discorso dei set non lo prendiamo minimamente in considerazione. Sappiamo che il turno non è assolutamente chiuso, è su 2 partite, ne dobbiamo fare un'altra partendo da 0-0, quindi tutto è possibile, però giochiamo a casa nostra, abbiamo ripreso con fatica come è normale dopo 7 settimane di stop, come tutti un po' di ritmo partita, quindi ci faremo trovare pronti anche questa volta. Rispetto alla gara di andata, che gara di ritorno ti aspetti? Che avversario ti aspetti al Nicosia? No, diciamo che sicuramente noi avevamo studiato a dovere, credo si sia visto nel corso della partita, però un conto è studiare il video contro altre squadre, perché chiaramente con la divisione dei 2 gironi noi non avevamo incontrato questa squadra, quindi ora abbiamo visto, si sono confermate quelle che sono le loro caratteristiche, i loro pregi che sono tanti, qualche situazione dove si può cercare di prendere qualche vantaggio tecnico-tattico e quindi cercheremo di mettere in campo la migliore Aragona dalla prima all'ultima palla. Ma non più che perfetta servirà una partita dove dobbiamo rimanere concentrate su quello che sappiamo far bene e ovviamente senza lasciargli quegli spazi che forse in casa loro giustamente ci hanno provato e noi siamo state brave a non farle rialzare, soprattutto nell'ultimo set. In casa finora la SEAP Dallicardillo Aragona ha sempre vinto. Casa nostra è difficile venire a giocare in casa nostra, lo sanno tutti, ma le altre squadre, come avevo detto l'altra volta, non vengono ad Aragona per fare la gita e quindi ci aspettiamo sicuramente una squadra agguerrita che ci proverà fino alla fine.
Chi Aragona deve scendere in campo contro la 05 Deco Domus? Una Aragona convinta delle proprie capacità, una Aragona grintosa e una Aragona che ha fame di vincere e di continuare questi playoff nel modo migliore possibile. Traversata dello stretto di Messina, Luca Colombo ci proverà sulla sua moto da cross. Vediamo. Follia direi di no. Ormai sono 6 anni esatti che sto lavorando su questo mio progetto sportivo, lo stiamo portando avanti direi abbastanza bene, abbiamo segnato quei 2 record precedenti, adesso automaticamente passare lo stretto di Messina era rientrato un po' nelle mie idee. Adesso idee che siamo riusciti a concretizzare grazie al Motoclub Messina Antonio Musicò, che è il presidente, e adesso io aspetto solamente la bontà del mare e del vento della Sicilia. Ecco. È nata, come ho detto, 5-6 anni fa, chiamiamola da una piccola scommessa che è stata fatta in officina. Io abito nel versante del lago di Como, proprio nella provincia di Como, l'officina dove lavoravo era nel versante di Lecco e da lì automaticamente è nata questa scommessa. Poi di tutto il susseguirsi dei record precedenti, della traversata del lago, poi del record di velocità. Insomma, siamo piloti e abbiamo tutte le nostre inclinazioni ad essere un po', diciamo, folli, mettiamola così, una follia buona. Diciamo. Che tipo di organizzazione c'è alle spalle? È grande, a partire dal pilota e dall'officina che la segue a comunque per far planare una moto sull'acqua abbiamo dovuto coinvolgere delle persone un po' esperte di nautica, anche se io stesso lavoro nella nautica, a un ufficio stampa che sia in grado di poi far parlare di queste mie avventure, ai soccorsi marini, perché poi non è che uno prende, si lancia in acqua e si diverte così, è una cosa estremamente pericolosa, purtroppo bisogna pensare a tutto, quindi è un'organizzazione che solitamente ogni volta che parto con un'avventura coinvolge dalle 15 alle 20 persone. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.